Mercoledì 28 maggio, buongiorno e ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, primo appuntamento con tutti gli aggiornamenti di cronaca della giornata dalle nostre redazioni in Veneto e subito in primo piano proprio tutti gli aggiornamenti sul fatto di sangue che vi abbiamo raccontato ieri sera, quell'aggressione, quella violenta aggressione nell'area della stazione ferroviaria di Mogliano dove un 47enne è stato ferito, gravemente ferito al collo con un coccio di bottiglia da un uomo che è stato poi in serata identificato dai carabinieri. Allora andiamo proprio sul posto con la nostra Daniela Sizzia insieme a Simone Merlo e con loro il vice sindaco di Mogliano Leonardo Muraro. Buongiorno Daniele, buongiorno al vice sindaco. Buongiorno Francesca, sono con il vice sindaco Leonardo Muraro qui dove è avvenuta l'aggressione che in realtà è iniziata, la litigata proprio nel sottopasso, poi si sono spostati qui dove vedete anche la fontana e qui l'aggressore lo ha colpito con un coccio di bottiglia di birra al collo. Intanto ripercorriamo nel servizio tutto quello che è accaduto, fra l'altro è accaduto nel pomeriggio, quindi non la sera, dove insomma in una zona considerata sicuramente una zona calda, ma una zona dove passa anche parecchia gente. Quindi ripercorriamo quello che è accaduto e poi ne parliamo con il vice sindaco. Ok, fatto tutto, sai? Il corpo a terra in una pozza di sangue, le urla di dolore intorno ai soccorritori. Sono circa le 17:30 in via Toti dal Monte, nei pressi della stazione di Mogliano. L'uomo, 40enne tossicodipendente, è appena stato aggredito, colpito al collo con un coccio di bottiglia al culmine di una lite da un cittadino straniero, probabilmente nordafricano. A raccontare quei minuti drammatici una testimone. Subito dopo si sono aggrediti e uno dei due, che aveva appunto la bottiglia in mano, l'ha scaramentata sull'altro proprio a livello del collo e quindi gli ha provocato una ferita molto profonda e ha cominciato a letteralmente dissanguarsi, quindi il sangue usciva a fiocchi e niente, dopo hanno chiamato, insomma, l'hanno fatto sedere, hanno cercato di tamponare la ferita e poi hanno chiamato i soccorsi. Sul posto arrivano i sanitari del SUEM che soccorrono l'uomo, il racconto di un altro testimone. L'ho visto privo di sensi, si vedeva che respirava, gli hanno fatto il debito intervento là al momento e dopo un quarto d'ora, anche 20 minuti, l'ambulanza è ripartita. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Mestre, non sarebbe in pericolo di vita. Alla base dell'aggressione probabilmente motivi di droga. I carabinieri indagano per risalire al responsabile, fondamentali le immagini delle telecamere della zona. I due sono ben conosciuti da chi qui lavora e abita. Loro sono spesso lì e sono già successe diverse litigate, proprio la zona sotto la stazione vicino al supermercato. Sono sempre gli stessi individui e oggi è successo questo. Sotto shock chi ha assistito all'aggressione. Sono rimasta un po' sconvolta soprattutto per il sangue. Un episodio che riporta in primo piano il tema sicurezza nella zona della stazione di Mogliano. Sarebbe valutata secondo lei una zona rossa in quell'area? Io penso proprio di sì, cioè proprio la zona che parte dalla zona che collega del sottopasso sia all'ingresso di via Roma, la parte della stazione, sono zone veramente critiche. Bisognerebbe fare qualcosa. Dunque Francesca, hai sentito, è accaduto qui e subito da dire che è stato già rintracciato, identificato, l'aggressore si tratta di un nordafricano di 47 anni incensurato che è stato denunciato per lesioni gravissime. La vittima invece si trova ricoverata all'ospedale, è in prognosi riservata, un colpo al collo che insomma poteva davvero finire in tragedia. Assessore, bastava davvero poco più in là e qui si parlava di omicidio perché lo ha colpito proprio al collo.
È collo appunto delicato, ovviamente carotidi, sappiamo la mancanza di cervello, al cervello di sangue cosa significa, a parte questo aspetto medico. Ci dispiace come amministrazione moglianese essere nei prime pagine proprio per questi eventi. Noi stiamo mettendo tutta la nostra forza d'impatto che possiamo fare per fare prevenzione, ma purtroppo Venezia, che utilizza l'esercito per la famosa legge del Ministero degli Interni, per cui è a disposizione un grande numero di forze dell'ordine, Treviso, carabinieri, polizia, guardia di finanza, numerosa polizia locale, e noi ci troviamo schiacciati da queste persone che magari fuggono o si spostano dalle località dove c'è più controllo a Mogliano. Questo non significa che non facciamo controlli, perché grazie anche ai carabinieri abbiamo 23 agenti nel nostro comando, 32 agenti di polizia locale, e che abbiamo dei range di intervento che sono diversi, e su questo sto lavorando e ho chiesto all'amministrazione comunale un maggiore investimento per quanto attiene il nostro personale, che possa lavorare fino perlomeno alle 9:30, 10 di sera, per cui intervento sul monte straordinari, e dall'altra parte la disponibilità di persone che sono impegnate sempre come i nostri agenti dalla mattina alla sera. I carabinieri anche loro si muovono parecchio, abbiamo investito e stiamo investendo tantissimo sulla tecnologia, perché anche in questa zona è super dotata di telecamere per il controllo, e questo sono direttamente visibili da parte dei carabinieri. Noi facciamo quanto c'è possibile, anche se sappiamo che la stazione è un punto delicato della nostra città, e stiamo intervenendo con fermezza. Ecco, Assessore, è successo, l'abbiamo detto, in pieno giorno, perché è successo intorno alle 4, hanno iniziato a litigare nel sorpasso, poi si sono spostati qua dove è avvenuta l'aggressione vera e propria. Cittadini che sono preoccupati, esasperati, insomma, di fronte comunque ad una scena che insomma lascia pensare, con questa persona che perdeva davvero sangue in maniera copiosa. Qualcuno dice: ma si può fare qualcosa di più? Per esempio, si può potenziare non solo i controlli, ma anche far diventare questa zona qua una zona rossa, come è accaduto per via Roma-Treviso? Ma tutto si può fare, ovviamente dipende dalle forze a disposizione e dei denari che si ha a disposizione. Ripeto, noi stiamo lanciando un progetto che partirà da metà di giugno con l'apertura della piazza, con dei operatori a piedi che camminano per il centro storico e anche la stazione. Ricordo che questa è la quinta stazione del Veneto come numero di passeggeri, e per cui ci sarà un controllo sia in divisa da parte della polizia locale come anche in tenuta civile, per cui ci saranno degli operatori della polizia, di carabinieri in tenuta civile che controlleranno la nostra città. Noi il nostro sforzo lo stiamo facendo col pieno della nostra consapevolezza. Ovvio che quello che noi chiediamo sempre ai cittadini è, quando vedono qualcosa che gli possa preoccupare, di fare subito il numero di emergenza della polizia locale oppure dei carabinieri. Attenzioneremo ancora maggiormente a questo luogo, ma non abbiamo solo questo, perché abbiamo anche a Mogliano Piazza Donatori di Sangue, tutta l'area delle Corti Benedettine e un po' altri luoghi dove l'attenzione è maggiore. Quindi mi scusi, Assessore, ci saranno dei controlli in borghese da parte delle forze dell'ordine? Come ci sono sempre stati, come continueranno a farli. D'altra parte però anche l'utilizzo della divisa è un deterrente, perché vedere due persone, due agenti che viaggiano in divisa, solo questo è già un deterrente per il criminale, ed è una sicurezza, una garanzia invece per il cittadino, che può camminare, trascorrere le serate estive più tranquillamente. Ecco, fra qualche ora, dicevano anche i carabinieri, andranno a sentire la vittima in ospedale, che ovviamente in questo momento, lo ripetiamo, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale All'Angelo, quindi appena potrà spiegare il motivo della lite, anche se insomma sembra quasi certo che sia un problema di droga, giusto Assessore? Sì, un problema interno loro, forse dei conti in sospeso, delle ripicche che avevano tra di loro, perché essersi rincorsi da sotto il tunnel della stazione e arrivare qua per acquisire poi la violenza, credo che sia un fattore
tra di loro, è una questione tra di loro. Però ha un grandissimo impatto. Pensate se passavano dei bambini che vedevano queste scene, o delle mamme o delle nonne, che spavento possono prendere, perché non sanno che è una zuffa tra di loro, possono pensare che qualcuno sia fuori di testa, che poi si rivolge anche verso le altre persone, e per cui dobbiamo attenzionare sempre con tanta attenzione queste persone. Grazie davvero Assessore. L'aggressore, il cittadino nordafricano, è stato identificato anche grazie a tutte le telecamere di videosorveglianza che ci sono nella zona, quindi immagini che hanno ripreso l'aggressione. Lo ripetiamo, è un cittadino nordafricano di 47 anni, incensurato, regolare sul territorio italiano, che è stato ora denunciato per lesioni gravissime. Qui da Mogliano, Francesca, se noi la domanda è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie Daniela, grazie naturalmente anche al vice sindaco Muraro e grazie a Simone Merlo per le immagini. E adesso andiamo a Mestre. È iniziato il processo per l'omicidio di Giacomo Gobbato, lo ricorderete, il ragazzo ucciso mentre stava tentando di difendere una donna da una rapina. In aula arrivano le immagini proprio di quei minuti drammatici. Ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori e con lei di Sandro Ponchio. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Mestre in Corso del Popolo, proprio sul punto in cui fu accoltellato Giacomo, e come vedete qui ci sono ancora tutti gli oggetti che sono stati messi in suo onore per ricordarlo, oggetti che sono qui da ormai quasi un anno e che vogliono proprio ricordare quello che è successo. Proprio come dicevi, ieri durante l'udienza in Corte d'Assise a Venezia è stato mostrato questo video ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona, dove si vede Giacomo che è stato appena colpito al petto muovere qualche passo prima di piegarsi su se stesso e cadere a terra. In realtà si tratta di pochi secondi ma lunghissimi, immagini che i familiari non avevano mai visto prima e che ieri mamma e fratello hanno visto in aula. Il fratello è scoppiato a piangere, la mamma l'ha abbracciato. In aula c'era anche il 38enne moldavo che ha accoltellato Giacomo e ha colpito anche l'amico che era con lui, Sebastiano Bergamaschi, che fortunatamente si è salvato, e ha ascoltato, ha guardato in silenzio fino a che ha rilasciato anche le sue dichiarazioni dicendo: voglio chiedere scusa a tutti per quel che ho fatto, chiedo perdono per questa tragedia, capisco che sono consapevole e che devo restare in galera, ha concluso. E a quel punto la mamma di Giacomo si è presa la testa tra le mani, mettendosi a piangere, sentendo anche queste parole. Insieme a noi qui c'è l'avvocato Matteo D'Angelo dell'associazione Altobello in Cammino, una delle associazioni che si è sempre spesa per la sicurezza di Mestre e che aveva preso parte anche alla marcia che fu organizzata per Jack. Avvocato, la situazione è cambiata in qualche modo da allora? La situazione non è cambiata a livello sociale. I fatti delittuosi continuano dopo l'omicidio di Giacomo e il ferimento grave che solo per miracolo non ha portato all'uccisione anche di Sebastiano. C'è stato un altro accoltellamento gravissimo, è stato quello di Cosimo, il titolare dei Folli, che è stato colpito ad un polmone e per miracolo anche lui si è salvato. Episodi violenti di questo tipo si sono susseguiti, ci sono stati ulteriori accoltellamenti, si sono rinvenute sempre più ragazzini in possesso di lame, forbici, quindi sotto questo punto di vista non è cambiata. Il sacrificio di Giacomo sotto il punto di vista della maggiore attenzione delle autorità non ha portato a quello che speravamo. Invece di positivo c'è stata una cresciuta consapevolezza della cittadinanza, consapevolezza che già aveva cominciato a crescere con le prime marce, le prime rivendicazioni del coordinamento Riprendiamoci la città, e poi è esplosa con la grande manifestazione organizzata dagli amici di Giacomo, dai ragazzi del Rivolta. E la consapevolezza che ci si salva tutti assieme, ci si salva solo se tutti assieme si lavora per il bene della città, per il bene comune. Questa è la nota positiva.
Quella negativa è che non ha visto una presa invece di posizione netta, insomma delle azioni concrete da parte dell'amministrazione. No, purtroppo, come il caso della Telecom, l'ex Telecom, le occupazioni, l'amministrazione sta dimostrando che oltre ad aver sbagliato in principio a smantellare i servizi sociali e quindi a creare e aggravare situazioni di marginalità e di esclusione sociale, lo stesso caso dell'omicida di Giacomo era un soggetto che non era pregiudicato, era un soggetto ai margini della società che poi con questa azione violenta è divenuto pregiudicato e si è messo in questa situazione. Sono centinaia le bombe pronte ad esplodere a Mestre, tutte conosciute dalle associazioni che vivono e operano nel territorio, sono tutte conosciute, ma l'amministrazione arriva sempre dopo, come appunto per lo sgombero dell'ex Telecom, che sono arrivate dopo lo stupro dell'occupante, eppure si sapeva che quello stabile era occupata, e anche in questo, riprendiamoci la città, poneva degli obiettivi chiari, delle proposte chiare per la riqualificazione della cittadinanza, e nulla c'è stato in questo senso. Purtroppo non c'è stata neanche una presa d'atto seria da parte delle opposizioni, che invece di farsi promotrici di un reale cambiamento paiono più interessate a barcamenarsi in attesa delle prossime elezioni amministrative. Insomma, si parlano addosso e i cittadini di Mestre, i cittadini di Venezia, abbandonati, sono costretti da soli con le proprie associazioni a riprendersi la città. Grazie a Matteo D'Angelo, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie all'avvocato D'Angelo, e adesso ci spostiamo a Vicenza, dove Luisa Bertini insieme a Cristiano Caiende ci raccontano dello stato di degrado in cui versa un parco giochi proprio che dovrebbe essere dedicato ai bambini, ma Luisa ci racconterà essere difficile questo accesso. Buongiorno Luisa Bertini e buongiorno ai suoi ospiti. Sì, buongiorno a te e buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia di uno dei residenti, che è poi il portavoce anche dei papà e dei residenti della zona che fanno fatica ad utilizzare questo parco giochi, e con Mattia Zuccon, il presidente del Circolo degli Asili della città di Vicenza. Perché? Perché questo parco, siamo in via Adenauer, in realtà ha tante giostrine, come vedete questa è una alle mie spalle, che sono o pericolanti o marce, oppure in alcune spuntano addirittura dei chiodi pericolosi. Insomma, quali sono le problematiche che mettete alla luce? Sì, soprattutto la non manutenzione ordinaria di quelle che sono le giostre, la messa in sicurezza, soprattutto in determinati giochi come appunto il trenino alle spalle, dove si evince che ci sono parecchi chiodi fuori, quindi mettendo anche la sicurezza dei bambini. L'asfalto tutto disconnesso, quindi creando voragini, buchi che possono anche causare caduta di bambini piuttosto di persone anziane. Anche i bagni, che sono da parecchi mesi, forse anche anni, che sono totalmente inagibili, con il cartello pericolo di caduta accidentale, quindi comunque la non messa a manutenzione, la non manutenzione ordinaria, diciamo, del parco. Questo è un polmone verde che serve tutto il quartiere? Sì, principalmente tutti i bambini, ci sono degli asili qui vicino, comunque al pomeriggio escono, vengono subito qui a giocare, un attimo a svagare, però ci vogliono 2000 occhi aperti, perché tra cancelli che non funzionano e quant'altro è abbastanza pericoloso. Questo l'SOS lanciato dai cittadini e raccolto, che cosa si chiede? Allora, quello che io chiedo, vi faccio un po' portavoce, perché sono stato contattato da alcuni genitori delle scuole qui nelle vicinanze. Chiediamo appunto che venga rimessa in sicurezza questa zona, questa bellissima area verde residenziale, e che appunto venga rimessa in sicurezza, perché come si può ben vedere la sicurezza non c'è. Possiamo vedere lo scivolo qua dietro di noi con i gradini rotti, e quindi un'area verde così che non sia valorizzata dispiace molto, visto che viene costruito a due passi un nuovo parco giochi. Magari prima di costruire qualcosa di nuovo sarebbe il caso di mettere in sicurezza quello che già attualmente c'è e ben funzionante. Ecco, questo è un po' l'SOS che abbiamo raccolto da parte dei cittadini della zona. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Luisa Bertini, grazie anche ai suoi ospiti, speriamo si possa intervenire presto per dare a chi deve usufruire, ovvero ai bambini, quest'area verde. E adesso andiamo a Padova, perché dopo il crollo del solaio nell'ex convento di via Sant'Eufemia, dove sono rimasti feriti 2 operai, la procura ha aperto un
un'inchiesta e disposto il sequestro del cantiere. Ci racconta tutto in diretta Chiara Gaiani con Federico Cibotto. Buongiorno Chiara. Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Siamo appunto in via Sant'Eufemia, a ridosso del cantiere che è uno dei più importanti della città di Padova. In questo momento qui sarà realizzato uno studentato, è un cantiere privato. Come dicevi, la Procura ha ricevuto la relazione della polizia inviata nella giornata di lunedì, quando si è verificato questo infortunio sul lavoro e ha disposto il sequestro di una parte del cantiere. Vi do un aggiornamento anche sulle condizioni degli operai feriti. Già nei servizi di lunedì avevamo detto che per fortuna non si trattava di ferite gravi, si tratta di due operai di nazionalità romena di 38 e di 40 anni. Per uno c'è una sospetta frattura, l'altro è stato colpito da uno shock al momento del crollo. Ovviamente si deve capire, intanto i vigili del fuoco hanno fatto vari sopralluoghi per capire se ci fossero altre parti a rischio crollo. Nel frattempo la Procura ha delegato lo Spisal per ulteriori accertamenti. Nel frattempo anche i sindacati stanno ovviamente ponendo l'attenzione su questo cantiere, un cantiere su cui in realtà già avevano richiamato anche l'attenzione degli organi di stampa. Lo scorso novembre su una gru erano saliti 3 dipendenti egiziani di una ditta subappalto che rivendicavano il pagamento degli stipendi e condizioni di alloggi maggiori. Anche i 2 operai rimasti feriti nel crollo di lunedì sono dipendenti di una ditta in subappalto. Oggi pomeriggio ci sarà un incontro tra il sindacato, la fila CGIL e l'azienda. Abbiamo raggiunto, Valentina Visentin ha raggiunto per noi proprio la segretaria generale della fila CGIL di Padova, Barbara Schiavo. Io vi lascio allora l'intervista che è stata raccolta proprio pochi minuti fa. Ringrazio per la collaborazione tecnica Federico Cibotto. Poi da Padova la linea può tornare allo studio. E questa mattina stessa abbiamo mandato una richiesta di incontro urgente sia al CSE che anche al responsabile della GVG che abbiamo conosciuto nel corso dei vari incontri, per provare a capire e a far chiarezza sulle dinamiche dell'accaduto e anche per capire come ora si intende gestire il tempo lavoro dei lavoratori che immaginiamo siano stati sospesi dall'attività, essendo stato messo il cantiere sotto sequestro. Ecco, era un cantiere noto che voi comunque già da tempo seguivate. Sì, noi nella nostra usuale attività di girocantieri abbiamo incrociato questo cantiere, un cantiere complesso, strutturato, grande, con molte aziende che interagiscono tra loro all'interno del perimetro della zona di cantiere, e abbiamo segnalato moltissimo. Per quanto riguarda la nostra attività, crediamo che sia un po' giunto il momento di prendere in mano la situazione ed agire, perché le parole non è più il tempo delle parole, bisogna iniziare a porre rimedio a questa situazione, perché questa era purtroppo una tragedia annunciata. Restiamo nel padovano, sconto nel risarcimento che l'ex carabiniere Dino Maglio deve all'Arma. Il 46enne è in carcere per aver violentato turiste straniere che ospitava nella sua abitazione. Prima le stordiva con i sonniferi, poi violentava le turiste straniere che ospitava nel suo appartamento attraverso la piattaforma Couchsurfing. L'ex carabiniere Dino Maglio, in servizio alla caserma di Teolo all'epoca dei fatti, era stato condannato ad un risarcimento di 125.000 euro. 2 anni fa la Corte dei Conti aveva ridotto la condanna a 80.000 euro e di recente ha concesso un ulteriore sconto a 60.000 euro per il risarcimento del danno d'immagine che l'uomo aveva provocato all'Arma dei Carabinieri. Questo perché, secondo le motivazioni, Maglio in questo periodo non ha mai concesso interviste agli organi di informazione sulla scia del grande clamore mediatico che aveva avuto la sua vicenda. Il 46enne tra il 2013 e il 2014 aveva ospitato diverse turiste straniere nel suo appartamento dell'Arcella che si erano fidate di lui proprio perché appartenente all'Arma dei Carabinieri, dato riscontrato dalle testimonianze delle vittime e dal fatto che lui si presentava con la divisa di ordinanza. Dino Maglio era stato accusato di violenza sessuale aggravata dallo stato di incapacità. La Corte d'Appello di Venezia l'aveva condannato a 14 anni e 8 mesi di reclusione.
Vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino ed elicottero della Finanza impegnati a Recoaro dall'alba di questa mattina nella ricerca di un uomo scomparso i cui familiari non hanno più notizie da lunedì trovata l'auto in zona Campogrosso dove si stanno ora concentrando le ricerche. L'indagine è aperta sul sindaco di Selvazzano Dentro Claudio Piron, Antonio Fortin, consigliere comunale di maggioranza, e i genitori di quest'ultimo. La procura di Padova ha chiesto l'archiviazione del procedimento. Erano accusati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione elettorale e abuso d'ufficio dopo la presentazione di una mozione per la realizzazione del nuovo canale scolmatore da parte del Consorzio di Bonifica. Per Claudio Piron, sindaco di Selvazzano Dentro, il consigliere comunale di maggioranza Antonio Fortin e i genitori di quest'ultimo, tra i quali Paolo Fortin, ex primo cittadino del comune, la procura di Padova ha chiesto l'archiviazione. La parola adesso passerà al GIP che dovrà decidere se mettere fine all'indagine, aperta dopo l'esposto presentato al prefetto dal consigliere di minoranza Marco Destro, candidato sindaco con la lista civica Noi Selvazzano. Secondo quest'ultimo, la mozione presentata in Consiglio Comunale a luglio 2024 era in conflitto di interessi, da qui la richiesta di indagine agli organi competenti. Secondo la Procura, a 4 mesi dall'avvio degli accertamenti, il comportamento dei 4 iscritti nel registro degli indagati, tra i quali il sindaco Piron, non ha evidenziato posizioni illecite nell'ambito della realizzazione di un'opera che aveva visto nascere anche un comitato dei cittadini a Selvazzano Dentro, da qui la richiesta di archiviazione. Alcuni balordi hanno creato scompiglio e paura tra i passanti vicino al Ponte Vecchio di Bassano. Alla nostra redazione è arrivata una testimonianza. Ieri sera uscivo di casa intorno alle 21:30 a piedi, mi sono fatta una passeggiata verso il centro, poi intorno alle 22, località Ponte degli Alpini, ho incontrato questi 3-4 ragazzi giovani di nazionalità non italiana che hanno cominciato un po' a schiamazzare, a provocare, bestemmiare in mezzo alla strada, diciamo, con gente e bambini, insomma, che passavano con genitori. La testimonianza arriva da un nostro telespettatore che in un normale e apparentemente tranquillo lunedì sera è dovuto suo malgrado tornare sui propri passi per evitare che l'aggressione da verbale rischiasse di diventare fisica. Sono stato provocato anch'io, mi sono allontanato dalla zona perché comunque erano abbastanza alterati e anche forse un po' pericolosi, poi comunque io mi sono spostato, ecco. Non era il caso di stare lì perché c'era anche una zona buia e quindi ho preferito recarmi più, diciamo, in altre vie. Il gruppetto, non è chiaro se alterato anche dall'alcol, ha creato scompiglio nei pressi del luogo simbolo di Bassano. I comportamenti che avevano destavano comunque preoccupazione anche per le persone che si recavano proprio vicino al Ponte degli Alpini da soli, insomma, ecco, quindi perché fermavano le persone, provocavano, bestemmiavano, comunque comportamenti non belli. Anche per questo il livello di sicurezza in città è drasticamente calato. Senza dubbio 10 anni fa, anche meno, si stava meglio. Io vedo un degrado sociale e purtroppo devo essere sincero e non possiamo nascondere queste cose. Scoperta e fermata una donna specializzata nel derubare anziane fingendosi promotrice di creme per il corpo. L'ultimo episodio è accaduto venerdì scorso nel quartiere Sacro Cuore a Padova. Si è finta una fisioterapista e con la scusa di applicare una crema sul collo ha sfilato una collana ad un'anziana invalida. Una 38enne Cinti è stata fermata dopo aver derubato la signora di 80 anni lo scorso venerdì in via Querini nel quartiere Sacro Cuore a Padova. La donna era stata avvicinata mentre stava gettando dei rifiuti. La truffatrice le ha detto di essere una fisioterapista della farmacia del quartiere e si è offerta di farle provare dei prodotti per la cura del corpo, ma con abilità le ha sfilato una collana
del valore di 5.000 euro e poi è fuggita con un complice che l'aspettava in macchina poco lontano. I poliziotti, dopo aver ascoltato la descrizione fatta dell'anziana che aveva notato l'auto su cui era fuggita la truffatrice, hanno controllato le telecamere cittadine e hanno individuato la vettura e la donna già nota per episodi di truffa ad anziani. Lo scorso gennaio in centro a Padova, infatti, aveva raggirato un 85enne sempre proponendo creme per il corpo e riuscendo a sfilarle un orologio da 3.000 euro. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora e la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo. Una notizia dalla Marca Trevigiana, dove è in corso in queste ore, nella Marca per l'appunto, ma anche in altre province del nord Italia, una vasta operazione della Polizia di Stato volta a smantellare un'associazione delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e al suo trasferimento fraudolento all'estero. La Polizia di Treviso in particolare sta eseguendo 8 ordinanze di custodia cautelare, 7 in carcere e 1 agli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti imprenditori italiani e cinesi appartenenti al sodalizio criminale. Sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste in tribunale a Padova i 12 attivisti di ultima generazione imputati per aver partecipato e promosso azioni di disobbedienza in città nel 2022. I reati per cui a vario titolo erano imputati sono manifestazioni non autorizzate, apologia di reato, prevenzione antimafia, interruzione di pubblico servizio, degrado di beni culturali o paesaggistici e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Il giudice di fatto ha assolto uno dei 12 imputati e ha decretato il non luogo a procedere per gli altri 11 coinvolti. Misure cautelari disposte dal giudice per un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia. A intervenire i carabinieri di Piove di Sacco. Divieto di avvicinamento alla vittima e applicazione del braccialetto elettronico sono le misure applicate dai carabinieri nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce. Una decisione nata dalla denuncia presentata dalla moglie dopo una serie di maltrattamenti e violenze psicologiche, tanto che la donna è ormai caduta in grave stato d'ansia fin dall'inizio dell'anno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Piove di Sacco, l'uomo, alterato per l'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, aveva negli ultimi mesi sfogato la sua ira nei confronti della donna, spesso in presenza dei 2 figli minori, rivolgendole continue offese, controllandole il cellulare, aggredendola fisicamente, tanto da indurla a fare ricorso alle cure mediche del pronto soccorso per ben 2 volte. Comportamenti che sarebbero poi stati ripetuti anche nei confronti della madre e dei fratelli, offesi, minacciati e aggrediti. Pochi giorni fa l'indagato, in evidente stato di agitazione, si era presentato all'uscita di scuola di uno dei figli. Voleva chiarirsi con la moglie, ma è finita con l'aggressione al padre della donna che l'accompagnava. E i carabinieri invitano ora tutte le donne che stanno vivendo una situazione di violenza fisica, psicologica, sessuale o economica a non esitare e chiedere aiuto. Oltre 2000 persone hanno dato l'ultimo saluto ieri mattina nella chiesa di Malcontenta ad Anna Chiti, la 17enne morta nell'incidente sul catamarano. Tante le lettere strazianti lette dall'altare. Il papà: ero il tuo supereroe, il dolore mi ha sconfitto. Un giorno mia figlia Anna mi disse: sai papà, sei il mio supereroe, senza mantello, ma con il superpotere di essere mio papà, più forte del mondo. Ma adesso che il mio angelo non c'è più, quel supereroe è stato sconfitto dal dolore al viso. Ma sono convinto che il tuo papà un giorno ritornerà da te, più forte di un supereroe, per stare insieme per tutta l'eternità. Papà Umberto ha dato così il suo saluto ad Anna Chiti, morta 10 giorni fa, 17 anni, nel tragico incidente sul catamarano. A salire sull'altare della chiesa di Malcontenta nel giorno del funerale è stato poi il turno di mamma Ludmila e prima di loro della gemella Giulia. Tu sei e sarai sempre parte di me. Non importa dove tu sei adesso, e ti porterò con me ovunque. Sarai il mio coraggio quando ho paura, la mia forza quando vorrò mollare e la mia luce quando tutto sarà buio. Mi mancherà quel tuo sorriso solare che portavi sempre con te e chi mi voleva dire: mamma, ti voglio bene.
Prima dei familiari e della funzione, anche amici e amiche hanno voluto dare il loro personale saluto ad Anna, una ragazza che tutti ricordano come solare, allegra, intraprendente, amante del mare. In chiesa e sul piazzale almeno 2000 persone, soprattutto giovani, amici di Anna. Sulla bara bianca calle blu a simboleggiare il colore del mare, rose bianche e girasoli. All'arrivo, poco prima delle 10, oltre i familiari, i compagni dell'Istituto Nautico e la disperazione del padre tra le note di Ovunque Sarai di Irama. Poco prima gli uomini dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia hanno accolto la bara con il fischio del Nostromo che si riserva alle autorità di Stato e ai marinai venuti a mancare. In chiesa il sindaco Brugnaro, che ha abbracciato commosso il papà di Anna, il presidente dell'autorità portuale di Blasio, il sindaco di Mira Dori e altri rappresentanti istituzionali. All'uscita, tra le note di American Dream, il lancio dei palloncini bianchi e azzurri, gli applausi e le lacrime della mamma distrutta che insieme al resto della famiglia ha accompagnato Anna verso il cimitero. E l'abbraccio degli ex colleghi e delle amiche di Elisa Spadavecchia, la 66enne pensionata, travolta e uccisa da una ruspa nella battigia mentre era in spiaggia nella riviera romagnola. Continuano le indagini, intanto per i funerali che si svolgeranno venerdì a Creazzo si susseguono i messaggi di vicinanza e cordoglio. Continuano le indagini della Procura di Ravenna sulla morte di Elisa Spadavecchia, l'insegnante in pensione di 66 anni, originaria di Molfetta, residente a Creazzo, travolta e uccisa sabato scorso in spiaggia a Pinarella di Cervia da una ruspa in manovra che stava lavorando sull'arenile. Indagato a piede libero con l'accusa di omicidio colposo, l'uomo alla guida del mezzo, anche se ci sono ancora molti aspetti su cui la Procura dovrà far luce anche per accertare eventuali ulteriori responsabilità, in primis se e da chi i lavori fossero autorizzati. La Procura non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia sul corpo dell'ex docente di inglese. I funerali saranno celebrati venerdì alle 14:30 alla chiesa di San Marco a Creazzo e da parte degli ex colleghi del liceo Quadri è già previsto un intervento in ricordo. Quando ho comunicato ai docenti e al personale ATA quello che era successo, ecco, ho ricevuto veramente la vicinanza di tantissimi docenti e quindi io penso di sì, che parteciperemo in massa, ecco, ci sarà un ricordo particolare, ecco, anche da parte nostra. Per tanti anni al liceo Quadri di Vicenza, tra le professoresse più ben volute da studenti ed ex colleghi. Direi in una sintesi molto amata non solo dal corpo docenti, dai suoi colleghi, dalle sue colleghe, ma anche dagli studenti stessi. L'ex docente stava trascorrendo un periodo di vacanza sulla riviera romagnola con un gruppo di amici e il marito, carabiniere in congedo del comando provinciale di Vicenza. E per noi è come perdere un membro della famiglia, anche se un ex docente, ma proprio anche per i rapporti, insomma, che Elisa aveva e curava ancora con il Dipartimento. Ecco, il Dipartimento di inglese mi diceva che stavano preparando anche una festa per i futuri pensionamenti e lei era anche molto attiva e comunque partecipava a tutta una serie di iniziative che il Dipartimento stesso faceva. Ecco, era in pensione ma direi in piena attività da questo punto di vista. In tanti hanno voluto ricordarla, le amiche che si sono firmate compagne di sempre hanno lasciato un loro pensiero. Eri l'amica di tutte, ci mancherai. Nella Marca, cimiteri bersagliati dai ladri che vandalizzano le tombe alla ricerca di bronzo. È venuto a controllare? Sì, sono venuta a controllare perché ho sentito appunto per Antenna 3 il telegiornale, ho detto è meglio che vado a controllare anch'io, che non sia successo qualcosa. Senta, e guardando questa tomba qua cosa si pensa? Insomma, che sono dei vandali.
E guardando come hanno devastato questa tomba non c'è altro termine per dei ladri di bronzo che hanno colpito la sinistra Piave. Statuette, portalampade ed altri oggetti tutti realizzati in lega di rame e stagno divelti dal camposanto di Marino di Piave e in quelli di Ogliano e di Scomigo. Ma è in quest'ultimo che i malviventi si sono particolarmente accaniti, arrivando a montare su questa tomba, spostando con il peso i graniti per poi distruggere la stele con il basamento che sosteneva una statuetta votiva. I furti e i vandalismi risalirebbero alla notte dello scorso fine settimana, mentre nella giornata di lunedì la triste scoperta da parte dei familiari e le relative denunce con la richiesta di giustizia per atti che colpiscono gli affetti più cari. Oltre al danno economico, che è un qualcosa che ha una certa consistenza, però insomma passa, rimane invece la ferita dal punto di vista dei sentimenti, perché diciamo, i familiari che vanno a trovare i propri defunti e si trovano la tomba danneggiata è una cosa che ti rimane. Forze dell'ordine che non solo stanno intensificando i controlli anche nelle zone cimiteriali, ma contano di individuare i responsabili attraverso i circuiti intercomunali di videosorveglianza. Nel perimetro esterno di qualche cimitero ci sono, in altri ne abbiamo qualche telecamera sulle vie di esodo, e quindi stiamo cercando con il nostro nucleo investigativo di setacciare tutte le immagini per capire di individuare questi soggetti. Stiamo vagliando delle piste magari di nomadi che si appropriano di questo metallo per poi venderlo al mercato nero. Indagini quindi anche nel mondo del riciclo dei metalli, considerando che bisogna essere strutturati per poter procedere alla fusione del bronzo. Recuperare la refurtiva è molto difficile, se non addirittura improbabile, però ci piacerebbe comunque intercettare questi soggetti, perché in passato c'erano state delle bande che rubavano il rame dalle grondaie piuttosto che dai tetti, oppure matasse di fili alle ferrovie. Comunque non aveva lo stesso effetto da un punto di vista, diciamo, sentimentale, del sentimento, quindi non toccava tanto la morale. Qua invece si entra proprio nell'intimo dei sentimenti di ogni persona. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, pochi minuti, e poi vi racconteremo la storia di Roberto, da pilota all'Italia, coltivatore di ciliegie, tra poco. Rieccoci in diretta, come anticipato andiamo da Lucio Zanato insieme a Nicoletta Rizzetto per raccontarci la storia di Roberto e della sua famiglia, che si sono reinventati dedicandosi alla coltivazione del gioiello di questa stagione, le ciliegie. Buongiorno Lucio e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Come vedete stiamo realizzando una puntata di agricoltura con questa famiglia, la famiglia Andolfatto. Per intenderci, siamo alle spalle di Villa Franchetti, del parco bellissimo di Villa Franchetti, lungo il Terraglio, comune di Casier, a 2 passi dalla casa di Beppi Mafioli, Beppo Gobo da Casier, e di Elsa Svalduz, giusto per intenderci la localizzazione. Qui la famiglia Andolfatto ha ereditato un podere, poteva venderlo, e invece Roberto, che fra l'altro ha un passato da pilota dell'Alitalia, ha deciso di atterrare e di fermarsi qua. Bravo, è quello che stavo per dirti io. Sono atterrato, ho fatto il mio ultimo atterraggio, ho lasciato l'aeroplano, ho preso il trattore. Ecco. E ho iniziato questa avventura con le ciliegie assieme a mia moglie e mio figlio. Ma non è un bello stacco, voglio dire, passare dai voli, dai cieli, da Mosca, da Singapore, dal mondo intero a Frescada, anzi a Casier. No, intanto Casier è un posto bellissimo e poi no, non è un ostacolo. L'importante è saper fare le inversioni a U nella vita. Tu devi prendere, girare e affrontare una nuova strada, una nuova via. E poi voglio dire, uno che tra l'altro devo dire che questa famiglia è di Bologna, nel senso che lui è trevigiano, la moglie è bolognese, il figlio è bolognese, loro state a Bologna fino al 1° maggio di fatto, perché avete venduto casa per poter reinvestire qui, e hanno deciso proprio di venire in campagna. Anche lì si passa da Mosca, da New York, dalla Mezzia Terme, non esagerare, e si passa a questa casa in campagna. Questa l'ho sempre vista io, sta casa, era crollata, l'abbiamo messa a posto, abbiamo piantato le ciliegie. È stata una visione. A un certo punto nella mia vita, assieme a loro, abbiamo visto questo posto e stiamo cercando di realizzarlo. Quindi siamo partiti proprio dalla prima pietra
e siamo andati avanti. Ecco, in tutto questo l'esperienza di aver fatto il comandante di aerei, quindi avere una grande responsabilità, ha comportato anche alcune scelte. Beh, sulla scelta del trattore. No, guarda, il comando all'Italia, essere stato un pilota ti dà la capacità di governare le situazioni, ma non andrei oltre. Basta, questo è stato il rapporto fra l'aria e la terra. Ecco, e adesso la scelta delle ciliegie, una scelta agricola, ma non solo, perché poi qui vediamo del frumento, cioè il ritorno alla terra, insomma. Sì, le ciliegie, perché c'è anche un legame con l'Emilia Romagna, con il fatto che lì c'è la frutta, quindi le ciliegie sono state... Guarda, in realtà non so dirti bene quando è partita l'idea delle ciliegie, ma adesso sono il nostro core business, si può dire, è tutto qua. Allora, giusto che ci siamo, intervistiamo invece la moglie, ovvero Stefania. Stefania, come è riuscito a convincerti di venire qui, lasciando Bologna, adesso sei andata in pensione, però lasciando un lavoro, cioè voglio dire, le amiche, un lavoro, una vita, e venire qui in campagna, in Veneto? Io desideravo una casa con giardino e un po' di orto e mi ha offerto questo a questo punto, come potevo. Comunque sì, fino a che ho avuto il lavoro sono rimasta a Bologna e poi quando sono andata in pensione non avevo più scuse, sono venuta qua. Ecco, tu sei quella che in casa tiene i conti, aver impiantato azienda agricola sulle ciliegie e anche con un po' di frumento, con mi pare 4 ettari sono qui, i conti tornano? Ma siamo ancora all'inizio, saprò dire fra un po' di tempo. Ecco, voi fate vendita pressoché a casa, cioè in quella casa che in questo momento è di ristrutturazione. La risposta delle persone con questa vendita, diciamo, proprio a casa propria? Mi sembra buona, molto buona e molto carino il rapporto con le persone, mi piace avere questo momento, è molto piacevole. Ecco, quindi abbiamo questa coppia che insomma ha fatto una scelta di vita, però hanno anche un figlio, poi ce n'è un altro che oggi non è presente, però Luca è il figlio, cioè è anche il futuro. Tu sei ingegnere, in questo momento continui a vivere a Bologna, però appena puoi scappi qua. Sì, ogni weekend che posso, le ferie che riesco a permettermi di sfruttare, insomma, sono qua. Ma a 29 anni uno magari andrà in giro per il mondo, cioè, tu invece la vedi qua, insomma, la vita. Quando mi tocca andare in giro per il mondo anche per lavoro, che ogni tanto ci vado, poi dico no, meglio tornare, va là. Infatti dico sempre di voler atterrare a Venezia e la ditta me lo permette, piuttosto che a Bologna. E quindi, ecco, questi sono esempi di una realtà, di un mondo, insomma, che vi stiamo raccontando, vi vogliamo raccontare in agricoltura, per dire che non è sempre, diciamo così, un passaggio generazionale, l'agricoltura non è solamente ed esclusivo di agricoltori da generazioni, ma è anche la volontà di potersi, come dire, reinventare, non è vero Roberto? Certo, ma noi siamo la prima generazione, ce ne saranno chissà quanti, ci sarà Mario Andolfato fra 7 generazioni che verrà intervistato, perché così bisogna pur cominciare, che qualcuno cominci, no? Ed è un bel messaggio per tutti quelli che magari hanno ereditato un pezzo di terra dai nonni o dai bisnonni e che magari non sanno cosa fare. Ecco, questo è un esempio positivo. A te Francesca. Grazie, assolutamente un esempio più che positivo, grazie davvero a Lucio Zanato insieme a Nicoletta Rizzetto e grazie a questa splendida famiglia. Adesso ci spostiamo ad Asiago per raccontarvi le emozioni vissute in altopiano per la riapertura del Sacrario dell'Eitene. Allora la linea va al nostro Ferdinando Garavello. Buongiorno Ferdinando, in un paesaggio meraviglioso. Buongiorno anche ai nostri telespettatori, una giornata bellissima qui in altopiano, una giornata molto importante per l'altopiano dei 7 comuni. Siamo ad Asiago, siamo ai piedi del Sacrario dell'Eitene, come ci fa vedere Edoardo Alberti con queste bellissime immagini. In questo momento la sbarra è chiusa, ma solo per una questione di orari. Finalmente il Sacrario è riaperto al pubblico. Sono stati investiti 150.000 euro per una prima messa in sicurezza che permetterà ai visitatori di salire sulla balconata
giornata dalla quale si gode una vista bellissima e che incute anche un po' di timore perché si è sotto quell'immenso parallelepipedo di marmo che è stato costruito per ricordare i 54.000 caduti che riposano di entrambe le fazioni, sia italiani che austro-ungarici, ai piedi di questo sacrario. Abbiamo visto tanta emozione anche nelle autorità, perché c'era il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern visibilmente emozionato, ed era emozionato anche il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti, che ci ha rilasciato alcune dichiarazioni che vedremo poi nei nostri telegiornali davanti alla lettera di Adolfo Ferrero, che è una lettera che un militare che ha perso la vita nella prima guerra mondiale sull'Ortigara ha spedito alla famiglia poco prima di partire per un'azione dalla quale non sarebbe mai tornato. Quella lettera ha una storia bellissima, è stata persa, poi ritrovata, e abbiamo visto il sottosegretario visibilmente emozionato davanti a quelle righe scritte da un giovane che sapeva di andare a morire più di 100 anni fa. Quindi una giornata molto molto forte qui ad Asiago. C'erano i bambini delle scuole che hanno regalato al sottosegretario un plastico del sacrario dell'Aiten. Diciamo che non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, perché riaprire un monumento come questo vuol dire allenare il muscolo della memoria. Tutti quelli che verranno in altopiano in questi giorni e da qui in avanti potranno finalmente risalire quelle scale e capire un po' di più di quello che è successo da queste parti non tantissimo tempo fa. Grazie davvero, grazie a Ferdinando Garavello, grazie anche per queste meravigliose immagini e questo prezioso gioiello che viene restituito dunque ai cittadini dopo una lunga chiusura. Voltiamo pagina. Boom di cassa integrazione straordinaria nella Marca Trevigiana nei primi 3 mesi di quest'anno. L'allarme della CGIL, alcune crisi aziendali si sono consolidate, bisogna investire nel territorio. Tanta cassa integrazione ordinaria si è trasformata in cassa integrazione straordinaria, e sulla richiesta di cassa integrazione straordinaria, cioè le aziende che sono in crisi, in ristrutturazione o in fase di chiusura, siamo a più 864-865% circa. Questo è il dato più significativo emerso dall'analisi elaborata dalla CGIL sulle richieste di cassa integrazione e sulle crisi aziendali nella Marca Trevigiana. Andando con ordine, nel primo trimestre 2025 diminuisce la richiesta di CIG ordinaria sia in industria che in edilizia rispetto allo stesso periodo del 2024, con un calo per quanto riguarda il primo settore di poco meno di 400.000 ore, pari a un meno 10%. Un trend che si rispecchia nella gran parte dei comparti dell'industria, fatto salvo per alcuni, tra cui il metallurgico e il tessile, e a sorpresa il settore degli alimentari. Potrebbe sottintendere anche a un calo dei consumi nel territorio. Ma sono i dati sulle richieste di cassa integrazione straordinaria nella provincia di Treviso a preoccupare. La CIG, legata a crisi e ristrutturazioni aziendali in diversi settori, dall'industria all'edilizia al commercio, nel primo trimestre di quest'anno è aumentata di oltre 294.000 ore rispetto ai primi 3 mesi del 2024, mentre la cassa integrazione straordinaria di solidarietà ha subito per il solo comparto industriale un incremento di oltre 848.000 ore. Complessivamente la CIG straordinaria è cresciuta di 1.136.904 ore. Le difficoltà che prima venivano affrontate temporaneamente si stanno in qualche maniera consolidando. Nell'epoca post-Covid è la prima volta che accade questo? Sì, noi abbiamo visto un rimbalzo della produzione, delle richieste subito dopo il Covid, e adesso un calo drammatico. Un quadro sicuramente condizionato dalle crisi internazionali e dalle incertezze legate ai dazi, ma che per la CGIL ha origini lontane. Di una mancanza di programmazione e di visione del territorio. Questo comporta una trasformazione del mercato del lavoro, con un lavoro molto più povero, molto più precario. Un lavoro precario che non consente alle nuove generazioni di acquisire quelle conoscenze che caratterizzano il nostro tessuto manifatturiero, che il sindacato teme possa scomparire se non ci sarà un cambio di marcia. Se non c'è innovazione, se non c'è investimento, se non c'è prospettiva, non è possibile continuare a mantenere un know-how, una capacità di conoscenza.
Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità, ma subito dopo con un ospite vi presentiamo un musical, Molliccio hai perso perché io ho loro, una storia di dolore, di lotta contro la malattia, ma anche di rinascita, grazie anche all'affetto dei propri amici. Tra pochissimo. Eccomi qua, sono tornato finalmente per soddisfare la vostra curiosità. Vi aspetto qua il 31 maggio alle 8:30, sarà una serata emozionantissima, insieme a Una stanza per un sorriso. Ciao! Il 31 maggio alle 20:30 lo spettacolo, il musical Molliccio hai perso perché io ho loro. Un viaggio attraverso la sofferenza, la preoccupazione che ci può investire quando arriva una diagnosi di tumore, ma anche la forza per lottare, grazie chiaramente alle cure mediche, ma anche grazie alla vicinanza di tanti amici. E sono gli amici di Elena Mondin. Buongiorno Elena e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora Elena, io faccio un breve riassunto, mi fermi se sbaglio qualcosa. Elena all'agosto dell'anno scorso, facendosi una doccia, sente qualcosa che non va nel proprio seno, inizialmente pensa ad un problema muscolare, però poi arriva una chiacchierata con un collega, Elena, che le fa accendere un allarme. Esatto, proprio così. E quindi decide di sottoporsi ad un controllo, ad una visita medica. Sì, esatto. E arriva la diagnosi che insomma è una diagnosi di quelle che cambiano la vita in qualche modo. Sì, proprio così. È un tumore al seno anche aggressivo e da lì parte poi tutto quello che è il percorso che molte donne affrontano. Sì, corretto, infatti niente, si trattava appunto di un tumore abbastanza aggressivo, aveva già coinvolto parecchi linfonodi e quindi da lì poi la diagnosi e le cure che poi il percorso che mi aspettava, insomma io pensavo fosse operabile subito, invece siamo dovuti partire subito con la chemioterapia che è durata circa 6 mesi, poi l'intervento, poi la radio e tutto il resto, insomma. Oggi come sta Elena? Beh, oggi posso dire che sto decisamente meglio, spero che il peggio sia passato e che rimanga solo una parentesi da ricordare. Ecco, che mesi sono stati per lei e per chi le è stato vicino? Beh, diciamo che il percorso è stato abbastanza impegnativo. Fortunatamente l'ho superato sì, abbastanza bene, insomma anche con grinta, quindi sono riuscita a non avere grossi effetti collaterali, però chiaramente si sa che il percorso chemioterapico qualche strascico lo lascia. E quindi sì, sono stati mesi decisamente impegnativi, non si può dir di no, però appunto con la vicinanza di tutte le persone che mi sono state vicine, che devo dire sono state tante e veramente hanno dimostrato un affetto smisurato, sono riuscita a superarlo abbastanza bene, insomma. Ecco, quanto è importante la vicinanza di amici, familiari che non ti compiangono, che invece ti danno quella pacca sulle spalle che serve per dire sì, c'è la malattia, ma la vita va avanti e si può affrontare anche con il sorriso. Beh, diciamo è fondamentale, a mio avviso è proprio fondamentale, credo sia... che abbia la stessa importanza della medicina, della cura medica proprio, perché l'affrontare il tutto con qualcuno che ti tende la mano e ti dice ce la facciamo insieme, è veramente qualcosa di grande. Ecco, nella locandina di questo musical di cui parleremo tra pochissimo c'è una foto, la foto del suo gruppo di amici, una foto scattata in un momento, in un giorno importante per lei. Esatto, sì, praticamente quello è il giorno del mio 40° compleanno, che cadeva proprio nel bel mezzo della terapia, quindi in un momento un po' così.
ero stata molto chiara con tutti che non volevo la festa, non volevo festeggiare, non volevo niente. Chiaramente non mi hanno ascoltata perché con gli amici così e con la mia famiglia non è possibile fare questo tipo di scelte, hanno scelto loro per me e hanno organizzato una super festa trasformando il locale dove abbiamo festeggiato in un salotto di Maria De Filippi, di C'è posto per te, e si sono travestiti da celebrità, quindi ognuno dei miei amici ha scelto un personaggio famoso e si sono travestiti rendendo la serata indimenticabile. Da lì è partita l'idea di condividere quello che è successo quella sera, quindi eravamo partiti con l'idea di proiettare qualche foto al centro culturale di Quero, del mio paese, per condividere un po' con la comunità cosa era successo e quanto è importante appunto sia avere le persone vicine in questo momento. E poi la cosa si è allargata, nel senso che si sono aggregati altri amici e siamo riusciti a fare una cosa un po' più articolata ed è uscito questo musical. Mi verrebbe da dire per fortuna che non l'hanno ascoltata quel giorno, ma hanno deciso di testa propria di organizzarle quella festa, perché è stato un momento, dice, indimenticabile, ma anche perché poi ha dato origine a quello che sarà il musical. Sì, esatto, anch'io adesso col senno di poi dico per fortuna non mi hanno ascoltata. Ecco, molliccio che vediamo nel titolo sta a significare il tumore. E in questo musical che cosa vedrà il pubblico e chi ci sarà, perché ci sarà anche lei all'interno del musical? Sì. Allora, diciamo, il musical è strutturato in due parti sostanzialmente. La prima parte un po' più cruda, che racconta la realtà di quella che è stata la malattia, della scoperta, delle cure, eccetera. E a metà circa c'è la svolta, dove appunto facciamo passare il messaggio che sì, ci si può trovare in un momento buio della vita sicuramente, perché un tumore non è certamente una cosa che si mette nella lista delle priorità, ecco, dei desideri. Ci si può trovare a vivere un momento così, però con il supporto, la condivisione della famiglia, degli amici e delle associazioni, perché ci tengo a sottolineare che questo musical ha uno scopo benefico, che è quello di raccogliere fondi per l'associazione Una stanza per un sorriso, che insieme ai miei amici e alla mia famiglia mi ha sostenuta in maniera importante in questi mesi. Si tratta di un'associazione che sostiene i pazienti oncologici sotto vari punti di vista, sotto vari aspetti, ma la mission principale di questa associazione è quella di donare parrucche di capelli veri alle donne che affrontano la chemioterapia, e quindi ci tengo particolarmente a questa associazione e a questa causa. Quanto è importante nel momento in cui una donna perde i capelli a causa della chemioterapia anche questo aspetto, quello di poter rivedersi, di potersi rivedere allo specchio come si era prima della malattia? Anche questo è un modo per combatterla, per affrontarla. Sì, questo a livello psicologico è davvero fondamentale. E sì, quando ci si trova in una situazione del genere, in una lavatrice in centrifuga, la chiamo io, tutti dicono sì, vabbè, ma i capelli sono l'ultima preoccupazione, tanto poi ricrescono, eccetera. È vero, ricrescono, infatti a me sono ricresciuti, però nel frattempo c'è veramente tanto bisogno di ritrovare se stessi, perché quando si perdono i capelli si perde una parte di identità. La donna soprattutto, sicuramente sarà così anche per gli uomini, ma a maggior ragione per una donna. Per me, che li avevo lunghi a metà schiena, è stata una cosa molto impattante. E quindi, e poi tra l'altro io ho avuto un rifiuto, non ho voluto andare nei negozi di parrucche, non me la sentivo proprio, e fortunatamente ho trovato questa associazione che, devo dire, volontarie eccezionali, che si sono arrangiate in tutto e per tutto e mi hanno fatto avere questa parrucca di capelli praticamente identici ai miei, lunghi come i miei, dello stesso colore dei miei. Addirittura la parrucca mi è arrivata con la stessa identica piega delle foto che avevo mandato io alle volontarie dei miei capelli lunghi, quindi proprio un servizio eccezionale. E tra l'altro, cosa diciamo secondaria ma non meno importante, questa associazione si fa carico del 75% del costo della protesi cranica, della parrucca, perché forse non tutti sanno, ma le parrucche di capelli veri hanno costi davvero molto elevati,
e quindi grazie ad eventi come quello che faremo noi sabato e ad altre iniziative che si svolgono un po' in tutta Italia, loro riescono a raccogliere fondi e riuscire poi a donare queste parrucche a chi ne ha bisogno. Ecco, lei ha detto ci sarà una prima parte più cruda durante la quale proprio lei racconterà tutto il percorso dalla diagnosi ad oggi, e poi un momento divertente, simpatico, perché anche con la simpatia, con l'allegria, con l'ironia si possono lanciare messaggi importanti, e questo è un esempio. Sì, esatto, è proprio così, nel senso che volevamo comunque trasmettere un po', cioè non volevamo banalizzare il tema, perché chiaramente è un tema importante che tocca da vicino molte persone e non può essere banalizzato, quindi abbiamo voluto raccontare esattamente come è andata nella prima parte e poi far capire, far appunto passare questo messaggio che si può superare, insomma, con l'autoironia, con l'amicizia, con i sorrisi, con gli abbracci e tutto quello che ci sta intorno si può superare, insomma. Elena, la butto là, dall'appuntamento del 31 maggio potrebbe nascere poi una sorta di tour magari nelle zone, in altri comuni bellunesi per raccontare la sua storia. Pensiamo in grande, sogniamo in grande. In realtà posso anticipare che me l'hanno già chiesto in altri 2 comuni, quindi non è escluso, vedremo come andrà. Intanto facciamo la prima serata, vediamo come va. Allora ricordiamo l'appuntamento sabato 31 maggio ore 20:30 nel Centro Culturale Bige Lazzari di Sette Ville. Un ultimissimo messaggio, Elena, ad altre donne che come lei stanno affrontando questo momento, questa battaglia, anche se molte donne non piace il termine battaglia, perché insomma è un momento della vita che può succedere a tutti e bisogna affrontarlo, come ha detto lei, con forza e coraggio. Allora, neanche a me piace chiamarla battaglia, a dire il vero, e tantomeno mi piace essere chiamata guerriera, perché il guerriero è colui che o vince o perde, e non è sempre così, nel senso che non è che chi perde non ha lottato, chi perde è solo stato più sfortunato. A chi sta affrontando la mia stessa parentesi, a me piace chiamarla così, non battaglia ma parentesi, direi di cercare di non isolarsi, anche se magari tendenzialmente in un primo momento è quello che ci viene naturale fare, non raccontare niente a nessuno, tenerci tutto dentro, anche perché c'è un marasma di emozioni che si fanno anche delle volte fatica a spiegare. Però secondo me la chiave di svolta è proprio la condivisione. Se si riesce a condividere, il peso viene spalmato un po' tra tutte le persone, tutte portano un pochino di peso e in tutti, insomma, si riesce ad affrontare meglio. Grazie davvero Elena Mondini, in bocca al lupo per questo musical e naturalmente tantissimi auguri per tutto quanto anche a lei, grazie davvero per averci raccontato questa bellissima storia e ci saluti i suoi amici, perché sarà fatto. Immaginiamo che siano delle persone davvero straordinarie. Grazie davvero Elena e un abbraccio. Grazie a voi, buona giornata. E adesso noi continuiamo con la cronaca, con l'economia, per meglio dire, perché chi frequenta i banchi del mercato avrà notato come i prezzi di frutta e verdura siano in continuo aumento, un aumento che però non finisce nelle tasche degli agricoltori, che vedono i loro margini di guadagno diminuire sempre di più. L'inflazione è aumentata, sta aumentando dell'1,9%, 2%, mentre per molti prodotti agricoli rispetto al 2024 vengono pagati ancora meno rispetto appunto al 2024, soprattutto per quanto riguarda le fragole, i cetrioli, tutti prodotti importanti, però agli agricoltori sempre meno redditività e sempre meno valore di produzione. Questo è l'allarme che lanciano le associazioni di categoria degli agricoltori. Solo il 10% del prezzo finale finisce in tasca a chi produce la frutta e la verdura che arrivano sulle nostre tavole. È necessario un intervento del governo. Bisogna assolutamente far sì che la legge relativa alle pratiche sleali si concretizzi, e perché si concretizzi si deve comunque
dare la possibilità agli agricoltori di avere almeno il costo del prodotto. Quindi deve essere la garanzia da parte del Ministero, in questo caso dell'Ismea, che dia la possibilità agli agricoltori di percepire il costo di produzione, cosa che oggi per molti prodotti agricoli non è, quindi la redditività delle aziende agricole viene meno. Tra le soluzioni che anche i consumatori possono trovare per spendere di meno senza perdere la qualità dei prodotti è quella di fornirsi direttamente dagli agricoltori locali. E noi dobbiamo sempre di più cercare di valorizzare i nostri prodotti, e quando valorizziamo i prodotti valorizziamo anche il territorio, e dobbiamo andare alla ricerca dei nostri prodotti nelle aziende agricole e nei mercati agricoli. Questa è una prima risposta. Chiaramente su tutto questo noi dobbiamo far sì di valorizzare i nostri prodotti, e quindi nel momento in cui noi andiamo a fare la spesa dobbiamo leggere attentamente l'etichettatura e scegliere prodotti del nostro territorio, di Padova soprattutto, ma del Veneto e dell'Italia. La politica con le turbolenze nella giunta di Belluno, dopo le recenti polemiche, sembra vicino un rimpasto. Continuano inarrestabili i rumors sul futuro della giunta De Pellegrin. Cambierà qualcosa a Palazzo Rosso? Voci di corridoio da tempo prevedono un'uscita e un nuovo assessore al bilancio. Sarebbe anche ormai certo il nome di chi non farà più parte della squadra, ma la persona interessata, pur ammettendo di aver avuto comunicazione, preferisce tacere fino ad avvicendamento avvenuto. Abbiamo affidato il compito di fare chiarezza alle parole del sindaco stesso. Io lascio che tutti parlano e dicano la sua. Quando deciderò questo lo saprete sicuramente per primi, lo sapranno anche i cittadini. Lei nega che entro una settimana cambia l'assessore al bilancio? Io non nego nulla, io dico che quando avrò deciso lo saprete per primi, così anche i cittadini. Ma noi dicono che lei ha deciso. Ma io non so chi le dice queste notizie, io so che ho in testa quello che devo fare, e quando sarà il momento, se lo farò, lo saprete. Lei sa che le voci escono dalla giunta? Le voci possono uscire, ma finché non lo dico io, credo che ognuno possa dire quello che vuole, è giusto che sia libertà di dialogo. Io aspettatevi, ecco da me le notizie ufficiali di quello che farò o non farò. I bene informati davano come data dell'annuncio il prossimo Consiglio Comunale. Se dovesse essere, De Pellegrin sarebbe forse in contraddizione con se stesso. Non resta che stare alla finestra in attesa dei fatti. Il dopo Zaia slitta il tavolo nazionale del centrodestra. In Veneto sale la tensione dal leghista Marcello Bano, appello all'unità. Sullo sfondo un sondaggio che darebbe la Lega vincente da sola, ma ad una precisa condizione. Sentiamo quale. C'è un sondaggio, la Lega potrebbe vincere a una piccola condizione, che ci fosse Luca Zaia, e nel senso che ci fosse la lista Lega con la lista Zaia, con la lista degli amministratori, con un'altra lista. Okay? Allora, siccome stiamo parlando di fantapolitica, utopia. Esatto, quindi non è un dettaglio da poco, allora la Lega non vince da sola, vincerebbe solo con un bel supporto da parte di Luca Zaia. Certo, dovrebbe esserci Luca Zaia che si candida, ma mi pare che questa partita qua sia chiusa una volta per tutte. Gioca a carte scoperte il sindaco di Noventa Padovana, il leghista Marcello Bano, in diretta a Ring, quando ancora non si trova la quadra sul candidato presidente per il centrodestra. Il dopo Zaia tra alleati ha ormai le caratteristiche dello psicodramma, in attesa che i leader nazionali battano un colpo. Un primo incontro a Roma per parlare del Veneto e delle altre regioni al voto sarebbe già slittato a data da destinarsi. In studio con Bano c'è un altro sindaco, quello di San Zenone degli Ezzelini, che rappresenta Forza Italia. Nella situazione attuale penso sia fondamentale cercare appunto la sintesi e andare avanti. Anzi, dovremmo imparare, secondo me, dai nostri errori, dove eventualmente ci siamo divisi, quelli di incominciare subito, a prescindere dai risultati, a ricompattare il centrodestra. Questo l'obiettivo dichiarato, nonostante le fibrillazioni siano di fatto quotidiane, con il forzista Flavio Tosi tornato ad attaccare la giunta Zaia sulla sanità. Tutto questo mentre il tempo scorre. Da Bano un invito. Non sottovalutiamo l'importanza del candidato, anche perché qua abbiamo un'eredità molto pesante che è quella di Luca Zaia.
Cioè, quindi abbiamo il dovere, l'obbligo di mettere il candidato migliore, a prescindere dalla giacchetta. Io continuo a dirlo anche ai miei. Appello ecumenico, ma per il leghista non si può prescindere da un nome in particolare. Stefani potrebbe essere candidato. Stefani secondo me oggi è il candidato. È il candidato. È il candidato. Allora, per quanto mi riguarda oggi Alberto è il candidato. Realizzare una variante della Romea sarebbe inutile perché il traffico che la percorre è di carattere locale e non si sposterebbe sulla nuova struttura. Lo ha stabilito uno studio dell'ANAS, la Regione è pronta a soluzioni alternative. È emerso, che ci ha lasciato un po' tutti a bocca aperta, che una nuova Romea in nuova sede lungo tutto il tracciato del territorio veneto sarebbe inutile farla perché il traffico non si sposterebbe dall'attuale Romea alla nuova Romea. Probabilmente è raro che uno studio si dimostri così vincolante per il futuro di un progetto quanto l'analisi del traffico lungo la Romea effettuato dall'ANAS. La Regione l'aveva chiesto per individuare il migliore tracciato di una variante, ma lo studio ha rivelato che una parte significativa dei flussi è di carattere locale, per cui da lì non si sposterebbe neanche in presenza di una nuova infrastruttura. Tutto il traffico che c'è sulla Romea, parte veneta, arriva o ha come destinazione nord e sud di Chioggia e la zona di Mestre. Quindi di fatto se io andassi a fare una nuova Romea in nuova sede distaccata da quella attuale rischierei di fare un'infrastruttura inutile perché i mezzi pesanti continuerebbero ad andare sull'attuale Romea. Che fare allora? Innanzitutto un potenziamento dei 15 km di rettilineo da Campagnalupi a Codevigo, con 2 corsie per senso di marcia. Il progetto che stiamo sviluppando, che nasce dal piano Romea di potenziamento dell'infrastruttura attuale, studia tutte le possibili alternative che ci sono per arrivare in quel tratto a separare le carreggiate e quindi eliminare il problema del sorpasso che è la criticità principale in termini di sicurezza. A sud comunque ci sarà una variante da Chioggia a Rosolina, mentre a nord sarà migliorato il collegamento con la A57. Il traffico medio sulla Romea raggiunge i 27.000 veicoli al giorno, il 13% sono mezzi pesanti. La Romea è tra le strade più pericolose d'Italia, con un triste primato anche in tema di incidenti, spesso mortali. I prefetti hanno chiesto alle questure di coordinare un tavolo delle forze di polizia e delle forze dell'ordine per incrementare, collaborando anche con le polizie locali, i controlli lungo la Romea. L'ULSS 3 potenzia il soccorso in laguna con la idromedica, una nuova imbarcazione più veloce dell'idroambulanza. In laguna bisogna adattare i mezzi, noi le idroambulanze ce le abbiamo, ci mancava quello che è l'equivalente dell'automedica. Abbiamo creato un mezzo identico all'automedica, quella che chiamiamo automedica, che in realtà sarebbe un veicolo di soccorso avanzato che ha a bordo tutte le attrezzature. Accanto alle idroambulanze, ora il soccorso sanitario in Laguna di Venezia viaggerà anche sulla idromedica, un nuovo anche nel nome, innovativo, mezzo veloce per i trasferimenti del medico di soccorso, pensato, progettato e realizzato dotandolo delle necessarie strumentazioni per la specificità di questo territorio. Questa è una barca veloce con a bordo solo il pilota medico infermiere e tutte le attrezzature che servono per portare l'ospedale dal paziente. Maggiore rapidità di intervento, maggiore versatilità. Nel momento in cui un medico interviene con un'idroambulanza, se c'è la necessità di una sua competenza da un'altra parte, può utilizzare questo mezzo che è veloce per essere trasportato ed intervenire a soccorrere qualcun altro. La nuova idromedica è stata realizzata in 2 esemplari con un investimento di quasi 400.000 euro. È in grado di intervenire ovunque, viaggiando anche in condizioni di estrema bassa marea e soprattutto molto rapidamente. Sarà più veloce di un'idroambulanza perché un'idroambulanza arriva a 35 nodi, quindi intorno ai 60-65 all'ora, soprattutto con le nuove motorizzate con motori di 270 cavalli, questa arriverà sui 40 nodi e quindi quasi 80 all'ora. Abbiamo adottato su questa imbarcazione un sistema di power lift che consente appunto di alzare la barca in fase di corsa per permettere di raggiungere delle più alte velocità e di abbattere al massimo l'impatto del motondoso. Rivoluzione che scatterà dal 1° luglio per regolamentare l'accesso dei visitatori turistici nella Basilica di San Marco a Venezia.
Dal 1 luglio i turisti che vorranno visitare la Basilica di San Marco a Venezia potranno accedere solo su prenotazione esclusivamente online. Aumenta il costo del biglietto, 10 euro per quello base fino a un massimo di 30. Anche il semplice biglietto base comprenderà l'accesso alla Basilica di Torcello e alla parte museale del seminario. Grazie a questo aumento sarà garantita l'apertura continuativa di 40 chiese del Patriarcato, oggi chiuse completamente o parzialmente. Si creeranno anche nuovi posti di lavoro. Questa è la grande novità. Non dovranno più fare code, saranno certi di poter entrare nell'ora loro programmata e quindi tutto dovrebbe avvenire in modo molto più rispettoso per la città e per le persone che ci visitano. Inoltre avremo anche un maggior controllo a garanzia della sicurezza e soprattutto una migliore qualità di visita. Permetteremo a tutti di poter visitare la Basilica senza la pressione che in certi momenti oggi si verifica. Cosa cambierà? Aumenterà il biglietto oggi online di 6 euro, passerà il biglietto base a 10 euro, di più se si vedono altre parti riservate della Basilica. Si partirà con una sperimentazione di 6 mesi, come ha ben spiegato Monsignor Favaro. I cambiamenti in arrivo riguardano solo gli accessi turistici, mentre l'ingresso ai fedeli dei pellegrini, in particolare in questo anno del Giubileo, per le celebrazioni liturgiche, per pregare e per fini pastorali, sarà sempre e comunque gratuito. Abbiamo 1.800.000 visitatori della Basilica, circa 700.000 del campanile, quindi nell'insieme sono 2,5 milioni di persone. Con questa pianificazione degli accessi porteremo i biglietti giornalieri da 4.200 fino a 5.200, quindi aumentiamo la possibilità di visitare la Basilica in condizioni più rispettose. Dopo la morte della curatrice, lo scorso 10 maggio, la mostra proseguirà il percorso che lei stessa aveva tracciato e la decisione dei vertici della Biennale insieme alla sua famiglia. I look forward to seeing you in Venice in May 2026. Un appuntamento che Koyo Kuo, direttrice della 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, in programma nel 2026, non riuscirà a mantenere per un tragico destino che lo scorso 10 maggio, a causa di una malattia fulminante, l'ha strappata alla vita. Sarà comunque presente in altra forma. Con gesto coraggioso e senza precedenti, la Biennale di Venezia, guidata dal suo presidente Pietrangelo Buttafuoco, ha annunciato con una scelta dirompente, in accordo con la famiglia di Kuo, di realizzare la mostra da lei pensata. Un annuncio sottolineato da applausi scoscianti e da una profonda commozione palpabili nella sala delle colonne a Ca' Giustiniani. Chiede la sua piena disponibilità al presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ad assumere l'incarico di direttore artistico del settore arti visive della Biennale. Koyo Kuo ha lavorato intensamente dall'ottobre 2024 fino ai primi di maggio, pochi giorni fa, alla realizzazione della mostra che avrà il titolo e il contenuto da lei pensati, in minor case, in tono minore. La mostra verrà inaugurata il 9 maggio 2026 fino al 22 novembre. I contenuti saranno annunciati il 25 febbraio del prossimo anno. A tracciarne la strada saranno Koyo dall'altrove, come ha indicato il presidente Buttafuoco, con la Biennale e il team di curatori e collaboratori da lei scelti. L'arte spalanca le porte all'eterno. Il suo sguardo c'è il momento da attraversare. Ancora prima di dire la sua risposta, mi chiede, posto il vincolo di riservatezza, posto il bisogno di non far trapelare nulla oltre quelle mura della stanza in cui ci ritroviamo, mi chiede, posso dirlo comunque a mia mamma? Noi siamo in chiusura, ora la sigla, le previsioni del tempo e subito dopo la pubblicità l'approfondimento con la CGIL. Parleremo di precarietà, bassi stipendi, di un mercato del lavoro che cambia e che inevitabilmente condiziona, influisce anche sulle pensioni. Ne parleremo insieme a Mauro Visentin, segretario generale CGIL Treviso, e insieme a Sara Pasqualina della segreteria SPI Treviso. Dunque ci fermiamo qui, io ringrazio in regia Alessandro Granzera e Francesca Pezzo, ma noi ci rivediamo subito dopo.